Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scontri e manganellate al corteo No Ponte, la tensione esplode tra la polizia e i manifestanti che sfilavano contro la costruzione del ponte. Si dimette il sindaco di Ramacca, Vitale, arrestato nel blitz Mercurio, possibili nuovi sviluppi nell'inchiesta sul voto di scambio. L'appello del vescovo di Catania, Renna, ad amministratori e imprenditori, liberiamoci dall'illegalità. Referti istologici in ritardo, l'assessore alla salute Faraoni dispone ispezioni a tappeto in tutte le ASP dell'isola, la denuncia del trapanese Oddo, a Messina denaro consegnati subito. L'Etna sbuffa, Stromboli si ferma in questo weekend, solo qualche pioggia sparsa a minacciare le sfilate di Carnevale. Calcio, Palermo in campo domani al Barbera contro il Brescia, rosanero alla ricerca di un altro successo per rientrare il prima possibile in zona play-off. Il Catania in emergenza uomini, domani al Massimino riceve il Foggia, doppio appuntamento in Puglia, sempre domani pomeriggio per Messina e Trapani. Dunque scontri e manganellata al corteo No Ponte a Messina, la tensione esplosa tra la polizia e i manifestanti che sfilavano per dire no alla costruzione del ponte. Francesco Triolo. Momenti di tensione e carica della polizia alla manifestazione No Ponte che si è tenuta nel pomeriggio a Messina, il momento di maggiore nervosismo quando il corteo ha raggiunto il viale Boccetta dalla via 24 maggio. In quel frangente sono state lanciate un paio di bombe carta contro gli agenti di polizia schierati in assetto antisosmossa insieme a carabinieri e guardie di finanza, che hanno poi effettuato una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti dopo alcuni momenti di tensione, testimonianti del video del collega Enrico Di Giacomo. Negli scontri è rimasto ferito un agente della Digos che è stato costretto alle cure mediche per una ferita alla spalla, insieme ai manifestanti che hanno sfilato tra striscioni, carri allegorici e musica, esprimendo il loro dissenso verso il progetto del ponte, anche dei gruppi anarchici che nel percorso hanno imbrattato i muri dei palazzi con scritte di protesta, sfregiando anche la chiesa di Santa Eustochia. Il tragitto del corteo sino a piazza Casapia è stato circoscritto e la situazione monitorata dalle forze dell'ordine. E solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine che oggi sono stati aggrediti da violenti scesi in piazza per dire no al ponte sullo Stretto arriva dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Chi non ha argomenti, ha detto, sceglie la violenza. Potrebbero esserci sviluppi nell'inchiesta Mercurio che ha portato in carcere 19 persone, tra cui un deputato regionale, un sindaco e altri 2 politici. Ci dice tutto Maglio Viola. Salgono a 2 su 4 politici arrestati nell'ambito dell'operazione Mercurio perché accusati di aver stretto un patto elettorale con Cosa Nostra ad aver annunciato un ricorso al Tribunale del riesame contro l'ordine di arresto. Dopo il deputato regionale Giuseppe Castiglione, anche il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, rende noto attraverso il proprio difensore, l'avvocato Maria Licata, l'intenzione di presentare un'istanza di scarcerazione. In attesa dell'esito del ricorso, il sindaco, con una lettera inviata al prefetto, al vice sindaco e al presidente del consiglio comunale di Ramacca, si è intanto dimesso dalla carica di primo cittadino dopo aver preso atto del decreto di sospensione che era nel frattempo stato firmato dal prefetto. Il sindaco non è stato però ancora ascoltato dagli inquirenti e chiede di essere interrogato per fornire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella investigativa. Intanto continua proprio sul fronte amministrativo locale l'inchiesta della DDA di Catania. Oltre al sindaco di Ramacca, coinvolti ci sono anche il vicepresidente del medesimo consiglio comunale Salvatore Fornaro ed un ex vice sindaco ed ex assessore di Mister Bianco, attualmente consigliere comunale, Matteo Marchese. Dai loro interrogatori di garanzia gli inquirenti puntano a ricostruire gli affari nel territorio e proprio da Ramacca si muove anche la ricerca di un altro deputato regionale che si sarebbe presentato ai boss. Si tratterebbe di un deputato Dem che siede fra gli scranni di Sala d'Ercole, così come l'arrestato Giuseppe Castiglione.
La Procura della Corte dei Conti ha aperto un procedimento per danno erariale nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, ex sottosegretario all'interno, condannato a 6 anni in via definitiva per concorso esterno in associazione mafioso. All'ex politico la magistratura contabile chiede 1.800.000 euro a titolo di risarcimento del danno d'immagine arrecato alla pubblica amministrazione. Da San Cristoforo, quartiere difficile di Catania, l'appello dell'arcivescovo Renna affinché politici e imprenditori si liberino dall'illegalità diffusa. Simona Mazzone. Un appello ricco di dolore e condanna dopo gli ultimi arresti per scambi politico-mafiosi che hanno coinvolto Catania e quello dell'arcivescovo Renna nel suo messaggio alla città. Questo continuo scivolare nell'illegalità, nell'essere preda di coloro che vogliono tenere in mano la città impoverendola, ecco, è qualcosa dal quale la città di Catania e forse tanti amministratori e tanti imprenditori si devono liberare. È l'occasione la Piazza della Democrazia nell'Oratorio Don Bosco a Santa Maria delle Salette, appuntamento nato dalla Settimana Sociale dei Cattolici di Trieste e organizzato a San Cristoforo, quartiere ai margini definito difficile per l'alto tasso di criminalità, unito alla crescente dispersione scolastica e che recentemente è stato oggetto del decreto Caivano con fondi da utilizzare per riqualificare il territorio. Siamo ben contenti che lo Stato intervenga nella rigenerazione di questo quartiere, una rigenerazione che non può non avere un primato, una rigenerazione sociale soprattutto, che certo passa attraverso la cura delle infrastrutture, ma anche attraverso la cura delle persone. Nell'occasione è stato presentato il documento Assieme per San Cristoforo, uno studio realizzato tra associazioni, giovani e docenti universitari. Quali sono i contenuti e le finalità? Quello di fare luce sulle potenzialità e le tantissime vocazioni sopite di questo quartiere. Oggi è un'occasione per conoscerne tante di questo tipo. Le testimonianze che vengono messe in campo devono servire a stimolare la messa a terra di tantissime progettualità. Presenti all'incontro famiglie, associazioni e sindacati con gli esponenti territoriali di CGIL, CISL, UIL e UGL. E a proposito di quartieri difficili, andiamo adesso a Ballarò, ostaggio di pusher e tossicodipendenti. Sentiamo Marco Gullà. A Ballarò c'è il mercato, ci sono i turisti, ci sono i colori. Poi però c'è anche una zona del quartiere che sta ormai diventando off limits, una roccaforte della droga, del crack. La recente aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia ha nuovamente riacceso l'allarme su Ballarò a Palermo. C'è chi chiede un presidio fisso H24, chi l'esercito, chi maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Fatto sta che in alcune strade della Bregheria diventa impossibile poter accedere se non sei consumatore di droga e quindi di crack. La parte interna di Ballarò è controllata dai pusher, per lo più extracomunitari, che qualche giorno fa hanno anche aggredito la giornalista di Striscia la Notizia e l'assessore comunale Giuliano Forzinetti. Da anni chiediamo al prefetto che ci sia una maggiore attenzione in favore del territorio della prima circoscrizione. Lo hanno chiesto anche i cittadini attraverso fiaccolate, esposte, raccolte firme, ma purtroppo nulla è cambiato, possiamo dire. Noi continuiamo a confidare, a sperare che il prefetto intervenga proprio in tutti quei luoghi dove necessita un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine. E non solo emergenza droga, perché a Ballarò ci sono anche diverse strade invase dalla spazzatura, un film visto e rivisto. Nuovo raid nell'istituto comprensivo Russo Raciti a Borgonuovo, sempre a Palermo. Alcuni giovani hanno fatto irruzione da una finestra del plesso e hanno messo a soqquadro diverse aule. Nelle scorse settimane i ladri avevano portato via anche un impianto di amplificazione del valore di circa 3.000 euro. Le scuole del quartiere Borgonuovo in questo inizio d'anno sono state più volte vandalizzate. Referti istologici in ritardo. L'assessore alla salute Faraoni dispone ispezioni e verifiche in tutte le ASP dell'isola. Sentiamo anche la denuncia del trapanese Oddo. Laura Spanò. Si allarga l'inchiesta sui referti in ritardo per i malati di tumore, mentre la Regione dispone controlli a Trapani e nelle altre province siciliane. E tra i casi legati ai ritardi spunta anche quello del vice segretario nazionale del PSI ed ex deputato regionale, il trapanese Nino Oddo, che conferma di attendere da 3 mesi il referto. A Trapani si muore per un esame istologico.
Già più di un caso di trapanesi che hanno l'esito di un esame istologico dopo che già sono defunti. Si aspettano mesi, si aspettano anni, non tutti però, perché Matteo Messina Denaro, alias Geometra Bonafede, qualche anno fa ha avuto un esame istologico dopo 24 ore presso l'ASP di Trapani. Al momento, sotto la lente di ingrandimento dell'assessorato alla salute, ci sono anche i casi denunciati, sempre nel trapanese, dalla signora di Mazzara che ha atteso ben 8 mesi e dall'ex infermiere di Salemi che ha ricevuto i referti 12 giorni dopo essere morto. Rimane da chiarire anche come mai ben 73 medici assunti nel biennio 2023-2024 all'ASP trapanese si sono dimessi. La bufera sull'ASP di Trapani non si placa e l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che ha disposto un'indagine sui tempi di consegna dei referti degli esami istologici all'ASP trapanese, con la promessa di rendere pubblici i dati raccolti dagli ispettori, mette in chiaro che le verifiche si allargheranno ad altre aziende dell'isola per evitare, dice, altri casi che nel frattempo continuano ad emergere. Torna la tesi del fuoco amico per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze dell'ordine e Ultra del Catania, mentre allo stadio Massimino si giocava il derby con il Palermo. La riformula l'avvocato Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato per omicidio preterintenzionale, reato commesso quando era minorenne, a 8 anni e 8 mesi di carcere già scontati. Lipera ha presentato la domanda di revisione del processo alla Corte d'Appello di Messina, al centro dell'istanza quella che il penalista chiama la nuova prova. Delle interviste trasmesse nel 2020 dalla trasmissione Le Iene a 2 testimoni che hanno sostenuto la tesi secondo cui Raciti sarebbe stato ferito mortalmente da un'auto della polizia, ricostruzione peraltro affrontata più volte in tutti i processi e smentita in 3 gradi di giudizio. Pedopornografia online adesso si fa anche con l'intelligenza artificiale, come ha svelato l'operazione di ieri. Orazio Longo. Neanche il tempo di inventarla l'intelligenza artificiale, ed è già strumento in mano ai criminali, a quelli più zozzoni per giunta, quelli degli abusi sessuali contro i minori. Una operazione dell'Europol ne ha individuati 25 di criminali che utilizzavano la nuova arrivata dell'era tecnologica, l'intelligenza artificiale, per creare file pedopornografici e distribuirli sul web tramite una password che veniva rilasciata dopo un simbolico pagamento online. 273 sospettati, 170 sequestri nell'operazione denominata Cumberland, che non è, dicono gli investigatori, ancora finita. Il blitz era scattato dopo l'arresto di un cittadino danese che gestiva una piattaforma online su cui distribuiva il materiale che lui stesso produceva utilizzando l'IA. In prima linea la Polizia Postale di Catania, che, coordinata dalla DDA in un'altra indagine, ha arrestato 34 persone. Il nostro codice penale punisce coloro che realizzano, producono, diffondono, detengono immagini di pornografia minorile virtuale. Cioè quelle immagini, quei video realizzati mediante tecniche di elaborazione grafica, la cui qualità di rappresentazione è così alta da fare apparire come vere, realistiche, situazioni invece non reali. Ed è un fenomeno purtroppo che sta registrando un aumento di casi anche tra i minori. Stiamo elaborando anche strategie investigative con l'utilizzo di software che ci consentano anche di verificare se un'immagine o un video è un cosiddetto deepfake, cioè realizzato con sistemi di intelligenza artificiale e immagini talmente fatte bene da apparire come vere, per poterle chiaramente estrarre, capire, comprendere e perseguire. Quello della pedopornografia è un business osceno e redditizio, ma che con la tecnologia diventa ancora più pericoloso. Save the Children sottolinea l'importanza di rafforzare la rete di prevenzione e le attività di contrasto, con il coinvolgimento anche delle famiglie. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per andare a vedere che cosa sta succedendo sui vulcani siciliani.
Si ferma la colata sullo Stromboli, rimane invece ancora attiva quella sull'Ettene. In questi giorni di festa, tra weekend e carnevale, gli esperti continuano a raccomandare prudenza. Sentiamo Orazio Longo. Dopo 2 giorni di fuoriuscita di lava, lo Stromboli ha fermato il trabocco che era alimentato nell'area craterica nord e che si riversava nella zona alta della Sciara del Fuoco. Il flusso si è arrestato ed è in raffreddamento mentre persiste l'ordinaria attività esplosiva a regime variabile in entrambe le aree crateriche, anche se non si registra fuoriuscita di cenere, così il livello d'allerta per le rotte aeree è arancione e non crea difficoltà all'aeroporto di Catania, che è regolarmente operativo. Da un vulcano all'altro l'Etna continua la sua attività iniziata lo scorso 8 febbraio. I vulcanologi dell'INGV hanno potuto osservare la presenza di un piccolo cratere sul fianco meridionale della Bocca Nuova, a 3100 metri, mentre continua l'attività esplosiva dal cratere di sud-est. E in questo primo weekend di marzo, weekend di carnevale, l'attenzione si rivolge ai numerosi turisti che in queste settimane hanno preso d'assalto l'Etna, creando non pochi problemi ai soccorritori. Si ricorda di non muoversi verso le zone interessate dalle colate se non ben equipaggiati e accompagnati da guide esperte. La bravata può costare caro, non fidarsi delle condizioni meteo favorevoli, perché in quota il rischio di improvvisa modificazione non è episodio raro. E riguardo al meteo, la Protezione Civile per le prossime 48 ore non segnala criticità, qualche pioggia isolata anche a carattere di temporale, ma residuale sulla Sicilia nord-orientale. Le previsioni dell'Aeronautica Militare parlano di tempo buono con rischio di qualche pioggia lunedì nella zona orientale dell'isola. È stato inaugurato oggi il nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, un'opera realizzata in meno di un anno che però è divisiva. Sentiamo Francesco Aloi. Lei sta fotografando e ammirando il nuovo ponte. Sì, molto bello e secondo me anche molto utile per la città. Ortigia è il suo terzo ponte. A meno di un anno dall'inizio dei lavori, eccolo il nuovo collegamento tra l'isola e il resto della città, però dedicato soltanto a pedoni e ciclisti. 42 metri, 6 metri di larghezza, un ponte che è finanziato con una misura destinata alla mobilità dolce, quindi per infrastrutture ciclopedonali. Ad attraversarlo per primi sono stati i bambini, in bici. La curiosità è tanta. Tutti vogliono passare su questo ponte e, perché no, pubblicare una foto sui social. Un nuovo punto di osservazione della Darsena, ma soprattutto un punto di partenza in vista della riqualificazione di Riva della Posta. Noi dobbiamo non adorare le ceneri, abbiamo un patrimonio meraviglioso, dobbiamo continuare a costruire e a sviluppare la bellezza della nostra città. Ma se da un lato c'è chi apprezza, dall'altro c'è chi scuote il capo per un ponte che aveva diviso la città già dal suo annuncio. È una delle tante altre cose inutili che ha fatto questa amministrazione. Ricerca finanziamenti soltanto per dare l'impressione che si stia facendo qualcosa, avrebbe potuto invece cercare un finanziamento per realizzare un altro ponte come quello di Santa Lucia per le autovetture, i pedoni e le biciclette. Intanto qui si continuano a scattare foto. Pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva, perché domani scendono in campo tutte le siciliane. Siamo al calcio, Palermo in campo domani al Barbera contro il Brescia, Rosanero alla ricerca di un altro successo per rientrare il prima possibile in zona play-off. Marco Gullà. Se il Palermo vorrà nuovamente fare un blitz in zona playoff, non può sbagliare partite come quelle di domani. In casa contro un Brescia non irresistibile, occorrono solo i 3 punti. Nonostante le defezioni importanti come quella di Brunori, il Palermo deve inseguire il secondo successo consecutivo per provare a scavalcare il Cesena, ottavo in classifica, ultimo posto utile per gli spareggi promozione. Giochierà sicuramente l'Edu Aron al posto del capitano rosanero, al suo fianco ovviamente Poyampalo, a caccia del terzo gol consecutivo con la maglia del Palermo. Il faro del centrocampo si chiama Verre, assist man e sicuramente vitaminico in alcuni frame di partita. Insomma, in questo momento è fondamentale. In difesa torna Ceccaroni, a centrocampo Pierozzi, la spunta su Diachité, soprattutto dopo il gol a Cosenza. E il Catania domani al Massimino riceve il Foggia. I rossazzurri sono in piena emergenza uomini, ma Toscano chiede l'atteggiamento giusto. Marco Carli.
Ancora al Massimino, nell'augurio di non ripetere le prestazioni viste con la Casertana e con la Juve Next Gen quando sono arrivati un pareggio stentato e una sconfitta, ma di ritrovare almeno lo spirito che ha caratterizzato il match con il Giuliano, l'unico vinto fra le mura amiche nel 2025, anno solare partito malissimo, con i rossazzurri capaci solo di un altro importante squillo, la vittoria di Monopoli. Da Altamura gli etnei si portano dietro un altro pareggio, squalifiche e la solita sequela di infortuni al netto delle polemiche sull'arbitraggio. Squadra che resta in emergenza, ma Toscano chiede di più. Ieri De Paoli e Guaini, Lunetta hanno avuto un po' di influenza e sono allenati part-time oggi, però la cosa che pretendo io domani dai ragazzi, gliel'ho detto già oggi, è che l'atteggiamento, la concentrazione, la voglia non sono cose negoziabili. Sulle scelte si valutano fino all'ultimo le condizioni di almeno 4 giocatori, con Allegretto che ha le maggiori possibilità di giocare. Sarà una lunga notte, dice Toscano, per definire le decisioni. Di Gennaro, Allegretto, Lunetta e Anastasio sono disponibili, però sono scelte e disponibilità al limite, quindi dobbiamo prenderci con lo staff medico dei rischi. Io ci starei 10 anni o 15 anni a vita a Catania, ma è normale che se in questo sistema non si cambiano tante cose, non si migliorano tante cose, Toscano non serve al Catania. Catania-Foggia sarà seguita da Telecolor attraverso diretta stadio, collegamenti mezz'ora prima dell'incontro e poi spazi ai commenti da studio e dal Massimino. A fine gara le interviste in anteprima. Doppio appuntamento in Puglia domani pomeriggio per Messina e Trapani. I giallorossi sono impegnati a Monopoli, Granata, ospiti della capolista Audace Cerignola. La partita di Monopoli rischia di passare in secondo piano e così non dovrebbe essere vista la classifica rispetto ai gravi problemi del Messina. Al silenzio di Sciotto si aggiunge l'assenza totale di investimenti di Alaimo Cissé, protagonisti di un cambio societario sancito soltanto da una firma, con una squadra abbandonata e il club tenuto in vita dalla liquidità degli incassi del francoscoglio. Quadro disarmante che accompagna pensieri e attese di tecnico e calciatori, chiamati a riscattare la sconfitta di lunedì sera con il Trapani per sperare ancora nei play-out. Banchieri ha perso Krapicas per 3 giornate e in porta esordirà Gabriel Meli. Dal primo minuto anche l'ex Desene e forse Costantino per una squadra più offensiva che non segna da 3 partite. Il Monopoli, che non ha mai perso al Veneziani contro il Messina, non vince da 4 giornate, 2 pareggi e altrettante sconfitte e ha lasciato la vetta della classifica. L'imbattibilità in campionato del Trapani, targato Vincenzo Torrente, 3 successi e un pari, passa all'esame della capolista Audace Cerignola. C'è entusiasmo e fiducia in quella che è diventata la settima forza del torneo, che punta a migliorare la classifica in chiave play-off. Gara complicata con il Cerignola reduce da 6 vittorie consecutive. La novità in avanti potrebbe essere il norvegese Stensrud, decisivo a Messina. Si è spento all'età di 79 anni l'arbitro messinese Tullio Lanese. Oltre a dirigere centinaia di incontri nel massimo campionato, era stato chiamato anche ai mondiali di calcio di Italia 90. Lanese è stato anche presidente dell'Associazione Internazionale Arbitri. Ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.